l'acciaieria Valbruna Bolzano con il numero 00 Mariam Nasraoui, il numero 4 è Elena Giordano, con il numero 6 Annalisa Scordino, con il numero 8 Tea Peric, con il 9 Sofia De Marchi, con il 10 Sovana Cera, con il numero 11 Francesca Fabricini, con 12 Sonia Bria, con 16 Valentina Marcello, con il 18 la capitana Diana Schönbacher e con il numero 24 Federica Del Bosco. L'allenatore è Alessandro Pezzi, l'assistente è Roberta Bettiol. Ed ora pubblico del Palacicotto, un grande applauso per la nostra squadra. Posa prima Bolzano Basket, il numero 5 Martin Bianchi, con il numero 7 Amanda Tiberius, con il numero 8 Milena Mioni, il numero 9 Giuliano, il numero 10 Caterina Rosana, con il numero 11 la nostra capitana Claudia Gobbo, con il numero 14 Francesca Favaletto, con il 16 Sofia Maraldi, con 19 Laura Valli, con 21 e con 46 Giovanna Pertile. Il nostro allenatore è Matteo Gambarotto, gli assistenti sono Antonio Paganino, Giulio Gobbo e Nico Giamporcano, preparatore fisico Federica Gonnelli. Ed ora pubblico del Palacicotto, tutti in piedi per l'inno nazionale. Poi spegni tu? Sì. Va bene. E mi accendi tu il microfono a 30 dalla fine.
Bentornati su Streaming Sport dal Palacicogna di Ponzano per lo scontro valevole per la 22esima giornata di Serie A2 femminile. Sarà una partita importantissima per entrambe le squadre, Bolzano per una boccata d'ossigeno verso i play-out, Ponzano per continuare la marcia che l'ha vista vincente in 3 delle ultime 4 partite. Benvenuti quindi in questa partita che è la seconda del Six Battle, come sono state definite le ultime 6 partite dalla Posaclima Ponzano, 6 partite che definiranno un po' la stagione della Posaclima, che era partita male anche per una serie di infortuni e ora finalmente ha trovato il ritmo giusto, ritmo che invece ha perso Bolzano dopo un buon inizio e ora non vince da tempo ormai immemore. È iniziata intanto la partita con il quintetto che ha caratterizzato le ultime uscite della squadra di Gambarotto, Bianchi che dà dentro a Gobbo che trova Pertile, c'è Tivenius che attacca in 1 contro 1 e usa la sua velocità contro Tea Peric, ragazza che è arrivata solo da qualche settimana a Bolzano. Ha fatto subito vedere il suo talento in attacco, segnando 14 la prima, 17 la seconda, 8 punti nell'ultima uscita, davvero deficitaria per tutta la squadra. Meno bene in questa difesa e Tivenius parte benissimo dalla lunetta, quello che non è sicuramente la specialità della casa per la svedese. 2 su 2 per lei, 2-0 per Ponzano. Tivenius, un altro recupero sfiorato, poi arriva il recupero definitivo con Bianchi che lancia la transizione. Favaretto però aspetta, la palla arriva nelle mani di Pertile, si va dentro da Gobbo che attacca sul fondo e pesca di nuovo in fallo Bolzano. In questo caso è Meriem Nasraoui, decisamente il faro della squadra bolzanina, delle Sister. Lei che viaggia a quasi 15 punti di media. In questo caso però si è fatta sorprendere dal capitano della Posaclima che fa 1 su 2 dalla lunetta e quindi 3-0 il punteggio. È partita bene la Posaclima che sta difendendo bene e in attacco ha trovato subito 2 soluzioni con la velocità delle proprie lunghe. Arriva un tiro da 3 punti di Schwenbacher che però è sbagliato. Nasraoui conquista il rimbalzo offensivo, anzi scusate, era Peric che si prende anche il tiro da 3 punti, è corto e la palla tocca il ferro e finisce sulla linea, cioè oltre la linea laterale. Altro recupero quindi per la Posaclima che può attaccare con Bianchi, stabilmente entrata in quintetto base nelle ultime uscite. Tivenius in punta, si va da Favaretto, gioca il pick and roll, bella hesitation, attacca e pesca di nuovo in fallo Tea Peric. È già il secondo fallo per l'ala bosniaca e il terzo fallo di squadra. Brutta notizia per coach Pezzi che dopo meno di 2 minuti si trova già con 3 falli di squadra. Si torna dentro da Gobbo che trova Pertile, attacca bene, 1 contro 1, si prende un tiro difficile, gran canestro di Giovanna Pertile, fa vedere tutta la sua classe, la sua esperienza e intanto Bianchi con il recupero. Questa sia la specialità della casa, lancia Pertile che però fatica a controllare, la palla esce per Tivenius che si prende un tiro da 3 punti, è fuori, Gobbo rimbalza in attacco, trova 2 punti che costringono coach Alessandro Pezzi al time out, con la Posaclima che prova già la mini fuga sul 7-0 dopo 2 minuti e 15. Già un tentativo di fuga. Qui di fianco a me in postazione c'è un mito del giornalismo sportivo trevigiano,
giornalista della Tribuna di Treviso, Silvano Focarelli, che commenterà con noi in qualche spazio. Cosa dici di questo inizio di partita? Buonasera a tutti, ciao. Beh, credo che Ponzano, che è consapevole che questa è una partita da vincere il prima possibile, da mettere al sicuro il prima possibile, ha cominciato con la faccia giusta, con la giusta e doverosa aggressività. Pare che Bolzano non abbia molte idee in attacco e spesso si fa anche infilare in velocità. Insomma, questo 7-0 è già un primo indizio di come potrebbe andare la partita. Grazie Silvano, sì, partenza forte appunto per la Posaclima. Vediamo se Bolzano riuscirà a riprendere la bussola di questo incontro, che se appunto gli indizi di questo inizio verranno confermati, sembra una partita nelle mani della Posaclima, ma come abbiamo detto all'inizio, mai dire mai, perché anche per Bolzano è una partita fondamentale per riprendere il treno play out che hanno perso proprio una settimana fa, complici i risultati, il filotto di successi di Vicenza, che ora sembra inarrestabile. Intanto arriva un errore per Claudia Gobbo, che stoppa però poi Nasraoui, che si recupera il pallone, ma Peric sbaglia un tiro anche piuttosto comodo e Bianchi può andare in transizione sul lato sinistro del campo. Aspetta Gobbo, ma preferisce servire Pertile, che gioca spalle a canestro, si gira benissimo, bello scarico per Favaretto, che è tutta solo da 3 punti, sbaglia, ma Tivenius strappa il rimbalzo e subisce un altro fallo da Peric, che forse ha qualche centimetro in più, ma proprio non riesce a contenere Amanda Tivenius, che sta facendo il bello e il cattivo tempo dentro l'area. Terzo fallo per Tea Peric in poco più di 3 minuti. Ovviamente coach Pezzi è costretto al cambio ed entra al suo posto Francesca Fabricini, attaccata a sua volta da Tivenius. Forse c'è un fallo, ma arriva il recupero, testata subito Fabricini da Tivenius, e sembra che ci sia più velocità anche in questo caso. Arriva un altro recupero, o meglio un altro errore per Bolzano, e Gobbo tocca a rimbalzo e costringe, sostanzialmente si recupera il pallone. È proprio Gobbo che aspetta Favaretto in uscita dai blocchi, gioca il pick and roll con Tivenius, ma cercato un passaggio per la svedese, che però non stava neanche guardando, e quindi arriva una persa per la Posaclima. Si muove la palla, ma un po' lentamente, si cerca in maniera un po' scolastica Nasraoui, che si fa spazio, si libera bene questa volta, fa vedere perché è una delle migliori nel ruolo in tutto il campionato. Come detto, sfiora i 15 punti di media, 14,6 con 5,8 rimbalzi, classe 2002. Sicuramente una ragazza notevole anche il movimento di Tivenius, che dopo una virata conclude con la mano destra e ritrova il +7 per la Posaclima sul 9-2, quando ormai siamo quasi a metà del primo quarto. Bianchi il recupero, gli arbitri non fischiano la palla a 2, o meglio la palla contesa. Arriva ora il fischio con forse qualche secondo di ritardo, ed è un altro recupero per Bianchi, che ha decisamente fatto salire il livello del suo gioco nell'ultimo mese, dopo un girone d'andata dove gli infortuni avevano caratterizzato la sua stagione. Intanto Pertile con la tripla, 12-2, già doppia cifra di vantaggio. Dicevo di Bianchi, dopo un girone d'andata caratterizzato dagli infortuni, nel girone di ritorno ha decisamente cambiato marcia, e ha fatto cambiare marcia anche a tutta la Posaclima. Nelle ultime 4, dove sono arrivate 3 vittorie, Bianchi viaggia a 9,5 punti di media, andando 2 volte in doppia cifra, e sicuramente l'attacco non è la sua cosa migliore, il suo aspetto migliore. In difesa è come sempre
un felino pronto a recuperare palloni, come lo è Favaretto, che rischia il recupero soffiando la palla a De Marchi, che però è fortunata in questo caso. La palla carambola l'ultima a toccare è proprio Favaretto, e quindi sarà una rimessa in attacco per Bolzano con 9 secondi da giocare in questa azione. Si va da Nasraoui, la palla torna a De Marchi, che subisce il fallo, direi di Matilde Bianchi. È il primo fallo personale di squadra per la Posaclima Ponzano, rimessa dal fondo quindi per le Sister. Si va ancora da Nasraoui, che fronteggia, attacca bene con la mano destra, elegante il movimento, troppo più potente di Pertile Nasraoui, e trova 2 punti belli da vedere e fondamentali per Bolzano, che qui recupera anche il pallone con una bella giocata di Cela, che mette pressione e fa perdere la maniglia a Favaretto. Nasraoui scambia con De Marchi, la palla torna a Nasraoui, che gioca l'1 contro 1, perde la maniglia. Tivenius sfiora il recupero, ma tocca ma non riesce a controllare. Sarà quindi un'altra rimessa laterale per le Acciaierie Valburna, che però non hanno solo 7 secondi. Forza l'1 contro 1 Cela e perde il pallone. Arriva il recupero di Gobbo, che attacca, trova Bianchi in angolo, che prende un tiro da 3 punti in transizione, sbaglia, ma Tivenius si avventa a rimbalzo, ne prende un altro e segna altri 2 punti. Grande partita di Amanda Tivenius, che davvero sta prendendo una marea di rimbalzi. Lei che viaggia a oltre 10 di media e 4 esatti in attacco, credo sia già 4 ora. Tra poco controllerò anche le statistiche quando saranno aggiornate qui. E intanto arriva il secondo fallo per la Posaclima Ponzano, è il primo per Francesca Favaretto, che concede 2 tiri liberi a Giovanna Cela. Segna il primo tiro libero la biondissima guardia di coach Pezzi, 2 su 2, e quindi è Bianchi che può ripartire con quando il tabellone dice 14 a 6 per la squadra di casa. Favaretto attacca, hesitation, sporcato il pallone, decisione direi salomonica degli arbitri, che forse avevano perso un fallo e hanno lasciato la palla a Ponzano, anche se l'ultimo tocco sembrava di Favaretto, che ora va a sedersi in panchina e al suo posto entra Marta Pellegrini, lei che nelle ultime uscite è sempre partita dalla panchina e ha fatto vedere il suo talento anche in questa situazione. Non lo fa vedere in questa azione, si prende un tiro tutta sola, persa dalla difesa, ma fuori la prima tripla tentata dalla pistolera di Bergamo, che ora è in difesa su Cela, che si prende una bella linea di fondo e va a segnare un parzialino di 4-0 firmato tutto da lei. Pellegrini intanto con Pertile si aspetta Bianchi in uscita dai blocchi, attacca, passo e tiro, e subisce il fallo di Sofia De Marchi, che era caduta nella finta e ha invaso il cilindro della giovane playmaker col numero 5, che ora andrà in lunetta. Nel frattempo è entrata anche Sofia Varaldi per coach Gambarotto. Buono il primo per Bianchi, dentro anche il secondo, doppiata Bolzano in questo inizio, 16-8. Esce, prova proprio a sedersi Matilde Bianchi e al suo posto entra Lulu Giuliano.
anche lei si sta trovando bene in questo ruolo partendo dalla panchina. Ha dimostrato dopo un paio di partite in flessione causa una serie di acciacchi e sta tornando ai suoi livelli. Bello 1 contro 1 di Fabricini, ma Tivenius disturba bene e impedisce un tiro facile a Fabricini. Intanto Varaldi si prende un tiro da 3 punti frontale proprio contro la numero 11 di Bolzano, che sicuramente non ha il passo di Varaldi. Esce però il tiro, attacca bene Schwenbacher, ma sbaglia anche Tivenius di un soffio, ma subisce il fallo la svedese, quindi torna in lunetta. Lei che in questi 8 minuti è già a 6 punti. E 3 su 3 dalla lunetta per TV, come la chiamano le compagne. Sbaglia il secondo. 3 su 4 comunque per lei, notevole. 17-8, quindi il tabellone dice Nasraoui, frontale da 3 punti, sbaglia. Lei che ha anche il tiro da 3 punti nel suo arsenale, davvero una giocatrice dalle 1000 risorse. Ne mise 27 all'andata in una, forse delle prestazioni peggiori in realtà della Posaclima, in un ottimo momento invece della Valbruna Bolzano. Sbaglia, intanto c'è il rimbalzo di Pertile che attacca, trova Pellegrini che pesta però la linea laterale e arriva un'altra palla persa per la Posaclima. E doppio cambio per coach Gambarotto. Escono Tivenius e Pertile ed entrano Mioni e Laura Valli, l'eroina una settimana fa a Mantova con le sue 5 triple e 17 punti totali, la vittoria in overtime della Posaclima. Bel backdoor di Nasraoui, servita da De Marchi, però arriva l'errore e la Posaclima si salva in questa azione. Giuliano trova Varaldi che pesca bene Mioni, che subisce il fallo di Francesca Fabricini. Grande inizio di tutto il reparto lunghi di coach Gambarotto, Tivenius, Gobbo e Mioni davvero incontenibili per le pari ruolo bolzanine. Da sottolineare assolutamente anche la grande palla di Varaldi. Segna anche dalla lunetta Mioni e arriva il più 12, massimo vantaggio per la Posaclima. Varaldi disturba con la pressione, se la cava De Marchi che si prende anche il tiro, è corto. Mioni a rimbalzo, Giuliano può spingere, rientra bene però Bolzano. Giuliano attacca lo stesso con la mano sinistra, sbaglia ma Mioni cattura il rimbalzo e segna. Grande presenza di Milena Mioni, concentratissima dalla panchina. È 22-8 in questo primo quarto, quando mancano 24 secondi alla fine, alla sirena, e 10 secondi alla fine di questa azione. Fabricini da 3 punti, sbaglia, vola, rimbalzo, serve Nasraoui che non riesce a battere Varaldi. Solita difesa competentissima di Sofia Varaldi, e Nasraoui è costretta a rifugiarsi su una rimessa dal fondo, lanciando la palla sui piedi di Varaldi. Quindi 10 secondi sul cronometro dei 24 e 11 su quello del primo quarto. Rimessa di Bolzano, servita Nasraoui a 7 metri dal canestro. La palla arriva a Schwenbacher che attacca dalla parte opposta. Grande palla con la mano sinistra per Nasraoui.
che segna comodamente. Bellissima azione di Bolzano per chiudere il primo quarto sul 22-10. Rieccoci in diretta dal Palacicogna per la 22esima giornata di campionato di A2 femminile qui su Streaming Sport. Un primo quarto dominato dalla Posaclima Ponzano che conduce su Bolzano per 22-10. Silvano, vuoi commentare questo primo quarto? Il punteggio già dice tutto. Bolzano più che doppiata. Mi piace l'aggressività, anche quella zona press sulla rimessa avversaria che sta dando qualche grattacapo a Bolzano per proprio impostare l'azione in attacco, ma guardate poi anche in questa azione tutte le difficoltà che ha con il solito tiro da tre che il più delle volte esce, quindi Bolzano deve continuare così, non far calare la concentrazione, e la partita secondo me è scontata. Sì, l'aggressività e l'intensità di Ponzano è difficilmente pareggiabile, almeno apparentemente al momento, dalle ragazze di Bolzano. Altra grande difesa con Varaldi, che sicuramente deve dei chili a Nasraoui, ma le sue braccia lunghe, la sua intelligenza difensiva le permettono di toccare tutti i palloni, davvero sempre super Sofia Varaldi. Altra bella palla dentro di Schwenbacher per Fabricini, ma questa volta la lunga non riesce a concludere, quindi è Ponzano ad attaccare con Pellegrini che si prende un bellissimo palleggio, arresto e tiro. Grande eleganza ed efficacia per Marta Pellegrini, primi due per lei. E più 14 per la Posaclima. Schwenbacher ha accettato il cambio difensivo da Mioni, che si prende un tiro in faccia ma sbagliato da Schwenbacher, e quindi la Posaclima può andare in transizione. Si cerca ancora Mioni, Varaldi persa completamente, è sfidatissima al tiro, lei che sicuramente ha il tiro da 3 punti nelle sue corde. Grande difesa anche di Giuliano che mette pressione da oltre metà campo, e Bolzano deve cominciare ora la sua azione offensiva quando mancano praticamente 7 secondi. Si butta dentro De Marchi, ancora grande difesa di Varaldi, la palla arriva a Fabricini un po' per caso, che trova 2 punti che definirei fortunosi, che valgono comunque il meno 12 per Bolzano. Varaldi cambia lato per Giuliano, aggredita da De Marchi, si va dentro da Mioni che trova benissimo Valli, che non ci pensa 2 volte, attacca con la mano sinistra e pesca in fallo
Giovanna Cela, lei che è nata in Albania ma italianissima e ormai da una vita a Bolzano, ormai dal 2014. Rimessa laterale quindi per la Posaclima affidata a Pellegrini, rischia il pasticcio Mioni, la palla torna nelle mani di Pellegrini che pesca bene Varaldi, prova la finta step back, Mioni attacca ma si fa stoppare da Fabricini che sicuramente ha i centimetri per disturbare le azioni delle lunghe di coach Gambarotto. Arriva intanto il fallo di Giuliano e doppio cambio, escono Varaldi e Mioni che hanno dato e come il loro contributo, lanciando Ponzano oltre la doppia cifra di vantaggio. Rientrano in campo Tivenius e Gobbo che comunque avevano fatto benissimo all'inizio gara. Tivenius già a quota 7 con 2 su 2 da 2, 3 su 4 dalla lunetta e anche già 2 rimbalzi offensivi. De Marchi deve attaccare contro la pressione fortissima di Giuliano che infatti con Pellegrini recupera il pallone. Valli trova subito Gobbo che può sfruttare la sua forza e le sue abilità a spalle a canestro contro Cela e trova altri 2 punti del capitano, ancora la pressione di Giuliano. De Marchi rischia di perdere il pallone, poi Giuliano esagera con la pressione e commette il suo secondo fallo, direi è il secondo anche di squadra per la Posaclima. Resta altissima la pressione, coach Gambarotto ovviamente non vuole concedere nulla a Bolzano che ora attacca, si va come sempre da Nasraoui, si gira bene contro Gobbo, gran movimento di Miriam Nasraoui, davvero una giocatrice super, già quota 8. Ma dall'altra parte c'è Tivenius che trova bene Pellegrini, attacca, si ferma su una moneta Pellegrini, sfortunata che il ferro sputa il suo arresto e tiro e Cela può andare in transizione, ma Pellegrini rimonta da dietro e sfiora il recupero, si salva Bolzano con De Marchi che trova Fabricini, la palla gira per Del Bosco, si va come sempre da Nasraoui che fronteggia, bella palla per Cela che però non ha lo spazio per tirare contro le braccia lunghe di Valli e arriva quindi un errore e un altro recupero per la Posaclima. Qui invece palla persa per un fallo in attacco fischiato a Claudia Gobbo, un po' sfortunata qui Giuliano che sta combattendo una lotta personale con De Marchi e gli arbitri l'hanno un po' penalizzata, ecco, in questo inizio, non sempre per colpa sua. Nasraoui si gira, tira in testa a Gobbo ma questa volta è corto. Può attaccare Pellegrini che sfrutta il blocco di Tivenius che attacca ancora in velocità ed è troppo più veloce delle lunghe di coach Pezzi. Altri 2 per la svedese e 28-14. Nasraoui si butta dentro, che mani che ha questa ragazza, canestro e fallo, bravissima. E quarto fallo di squadra per Ponzano. Arriva un altro cambio ed entra la giovane Caterina Rosar al posto di Laura Valli. Coach Gambarotto dà spazio e ha fatto giocare già tutte le sue giocatrici. Rosar che si è vista poco in questa stagione, ma sappiamo bene di cosa può
sappiamo bene cosa può dare a questa squadra. Intanto ha già dato un rimbalzo sull'errore di Nasraoui. Giuliano si prende un palleggio, arresto e tiro da 3 punti, è fuori. Gobbo lotta rimbalzo, la palla la conquista Tivenius che scarica per Giuliano. Ancora Rosar si prende subito l'iniziativa, stavolta un po' esagerata, ma Gobbo prende un altro rimbalzo. Nasraoui stoppa però la capitana di Ponzano e corre anche in contropiede. Gobbo disturba il primo palleggio di Nasraoui, la palla resta però nelle mani di Bolzano con Cela che attacca e gli arbitri fischiano un fallo a Caterina Rosar, proprio lei appena entrata. Saranno quindi 2 tiri liberi per Giovanna Cela. Percorso netto finora per lei, 3 su 3 e canestro che vale il -11 che diventa -10 con l'aiuto del ferro. 28-18, ha un po' preso ritmo intanto Bolzano, che sta mettendo forte pressione ora. Gobbo cambia lato e trova Pellegrini, si cerca Tivenius, non c'è spazio, 8 secondi. Giuliano aspetta Gobbo per il pick and roll, prende un palleggio, arresto e tira alzando la parabola, fuori. Bellissimo rimbalzo del capitano, grande canestro di Claudia Gobbo, indemoniate le lunghe di coach Gambarotto che stanno catturando una marea di rimbalzi in attacco e le seconde opportunità stanno portando, forse sono proprio la differenza di questo primo quarto e mezzo. Sono passati intanto 6 minuti appunto in questo secondo quarto. Nasraoui prende anche un tiro da 3 punti, gran tripla per Meriem Nasraoui, salita già a quota 13 sui 21 punti di Bolzano. Bella palla di Pellegrini che trova Tivenius, che pesca di nuovo in fallo Francesca Fabricini. Tivenius, Gobbo e Mioni sono proprio troppo veloci rispetto alle pari ruolo bolzanine e stanno facendo tutta la differenza del mondo in questo primo tempo. Tivenius è già a quota 9, Gobbo a quota 7. Intanto doppia cifra per Tivenius che segna un altro tiro libero e Mioni a quota 5 in meno di 4 minuti. Questo per darvi un'idea di quanto siano state efficaci le lunghe della posaclima in questa prima parte di partita. 31-21 per l'1 su 2 di Tivenius. Si butta intanto dentro De Marchi, la palla si ferma un po' Del Bosco, si va di nuovo da Nasraoui che trova Cela, scambia end off con l'albanese che si prende un tiro, non arriva neanche al ferro e Ponzano può ripartire con tutta tranquillità con Bianchi. Rosar che dà in punta a Gobbo, si torna da Bianchi che di nuovo cerca Tivenius che si fa largo ma sbaglia il tiro contro Peric, questa volta drittissima nel suo cilindro, lei che ha già 3 falli. Qui rischia di pasticciare Nasraoui, recupera comunque il pallone, la palla ritorna in mano da dentro, la palla a Peric che si gira bene con eleganza, segna in faccia ad Amanda Tivenius ed è il -8. Si è decisamente risvegliata Bolzano quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo. Rosar dall'angolo, il suo tiro sbagliato, ma Tivenius ancora tocca il rimbalzo e poi frana addosso a Sofia De Marchi che subisce fallo e sarà un fallo da 2 tiri liberi. In questo secondo quarto il bonus ha un po' punito Ponzano e sta regalando punti facili a Bolzano che è ancora in partita grazie proprio ai canestri a gioco fermo. Silvano, cosa dici? Bolzano un po'
ripreso in mano la bussola di questa partita? Guarda, Bolzano fa quello che gli permette Ponzano. In questi ultimi minuti ho visto una squadra Ponzano un po' facilona, ecco, in attacco, ha un po' fatto qualche azione non proprio limpida. Io credo che la differenza sia abbastanza netta, però il problema sempre è dimostrarlo sul campo con grande concentrazione, che non sempre si può tenere per 40 minuti, però credo che il dominio a rimbalzo, come si vede anche in questa azione, possa essere una grande garanzia per il risultato finale. Sì, sicuramente è arrivata qualche palla persa di troppo come questa dei bianchi, qualche errore da sotto, qualche banalità anche in difesa, e Bolzano è comunque a un -7 che tiene comunque aperta la partita. Il massimo vantaggio era stato anche di 14 punti per la Posaclima, che sembrava poter già trovare la fuga giusta dopo pochi minuti del secondo quarto. Invece c'è ancora una partita qui al Palacicogna. Abbiamo detto del dominio del reparto lunghi di coach Gambarotto. Ci sono già 7 rimbalzi offensivi, che sono tantissimi in meno di 2 quarti. Dall'altra parte c'è una donna sola al comando, parafrasando un altro sport, un grande di un altro sport, ed è Meriem Nasraoui, già 13 punti con 5 su 10 da 2, 1 su 2 da 3, 4 rimbalzi totali, anche un assist. Insomma, in meno di 18 minuti deve ancora, anzi ormai più di 18 minuti e un secondo, lei ovviamente non è ancora uscita e probabilmente non uscirà. Ha un bottino che deve essere quello dello scorale. Deve ancora finire il primo tempo. Ricominciate intanto l'incontro con Scordino pressata da Bianchi e Schwenbacher che attacca, la palla torna nelle mani di Del Bosco, che si butta dentro con la mano destra ma sbaglia. Tivenius, la solita furia a rimbalzo, trova bene Bianchi e si libera dalla marcatura. Rosar attacca sul lato destro sapientemente, aspetta Bianchi che chiama il gioco. Corna attacca sul pick and roll di Gobbo che gira per Rosar, bellissima palla di Rosar per Gobbo che però non riesce a tirare. La palla arriva nell'angolo a Bianchi che sbaglia anche questo tiro, però ottimo attacco della Posaclima che ha ritrovato la fluidità dei primi minuti del secondo quarto, e grande difesa di Rosar che sta decisamente meritando questi minuti concessi da coach Gambarotto, con delle buone azioni difensive e anche una bella palla per Gobbo. Tivenius trova proprio Rosar che attacca la linea di fondo, si arresta ma commette infrazione dei passi, che dalla nostra postazione sembrava abbastanza netta, e quindi arriva una persa per Rosar e per la Posaclima, ma poco male. Ora Bolzano dovrà attaccare contro la pressione di Bianchi e della difesa di Ponzano. 15 secondi al termine dell'azione, Ponzano sta proprio rubando secondi ogni azione e Bolzano deve faticare tutto, anche i singoli passaggi, e infatti Bianchi rischia un altro recupero, lo rischia di nuovo Pertile per 2 volte e scadono i 24 secondi. Grande difesa di Bianchi e Pertile che ci mette l'esperienza ma anche l'energia. Bel segnale per il vice capitano, anche lei ha avuto una prima parte di stagione travagliata, è rientrata durante le feste natalizie, ha ricominciato a correre, pensate, quindi solo poco più di 3 mesi fa, dopo un infortunio al piede, e ora sta dimostrando anche una discreta forma fisica
più che discreta, ed è un bel segnale per coach Gambarotto e il suo staff per il finale di stagione regolare e play out, se saranno play out, perché no, anche playoff sono lontani, ma mai dire mai in questo sport che ha visto, e soprattutto in questo campionato di A2 femminile, che ha visto squadre attraversare momenti super positivi e super negativi. Pensate a Vicenza, ad esempio, che ha avuto un inizio di stagione davvero terribile e ora è una squadra completamente diversa e difficilissima da battere, o viceversa, ad esempio Treviso, che sta vivendo un periodo piuttosto negativo. Sarà quindi un campionato da vivere con grande emozione fino in fondo. Ripresa intanto la partita, si cerca Pertile, spalle a canestro, difesa bene, Pertile non riesce a fronteggiare, ma per la troppa pressione di Schwenbacher, che commette fallo, è il primo fallo per lei, è solo il terzo di squadra, quindi non ci saranno due tiri, ma rimessa dal fondo, anzi scusate, rimessa laterale che farà Caterina Rosar. Bianchi, lei a ricevere, 10 secondi, Pertile dà la palla a Gobbo, la palla torna nelle mani di Pertile, che si prende un tiro da 3 punti, è fuori. Tivenius non riesce a catturare il rimbalzo, 2 secondi, 1 secondo, Peris deve tirare da metà campo e sbaglia, e quindi il primo tempo si chiude con la Posaclima in vantaggio sulla Valbruna Bolzano per 31-24.
Rieccoci su Streaming Sport dal Palacicogna di Ponzano per il secondo tempo di Posaclima Ponzano Valbruna Bolzano. Primo tempo, o meglio, primi 15 minuti dominati dalla Posaclima, che ha toccato anche il +14 negli ultimi minuti, anche grazie al bonus. Bolzano è riuscito a 7 lunghezze di distanza, restando comunque a un divario che tiene viva il match, ricorda, importantissimo per entrambe le squadre, con Bolzano che è in serie negativa lunghissima e ora è all'ultimo posto, che la condannerebbe alla retrocessione diretta. Ponzano invece è in serie positiva e le speranze di nono posto, decimo, nono o addirittura ottavo posto non sono poi così fantascientifiche. Palla persa intanto nel primo possesso della Posaclima e Bolzano deve attaccare, può attaccare però contro la pressione fortissima di Bianchi e compagni. Bella palla di Nasraoui per Peric, che però sbaglia e quindi Bianchi può condurre la transizione. Si va da Tivenius che gira la palla bene per Pertile, attacca l'area, si gira con una virata, sporcato il pallone da Peric e la palla resta quindi alla formazione di coach Gambarotto, che riparte da una rimessa dal fondo, battuta da Bianchi che trova bene Tivenius. La palla torna nelle mani del playmaker col numero 5 che attacca la linea di fondo e trova un grande canestro che riporta a 9 lunghezze il divario tra le squadre. Pick and roll intanto per Bolzano con Peric che fa un passo e tiro ma viene stoppata da Tivenius e Bianchi può ripartire. Tivenius, persa la difesa, si prende un palleggio, arresto e tiro un po' fuori dalle sue corde, ma era stata completamente abbandonata dalla difesa delle arancioni. Pick and roll laterale tra De Marchi e Nasraoui che trova Cela, che si porta a spasso Favaretto e la costringe al fallo, quindi resettato a 14 secondi il cronometro dei 24. È il secondo fallo di Favaretto, il primo di squadra in questo terzo quarto. De Marchi trova subito Nasraoui, punto di riferimento offensivo per Bolzano. Nasraoui si fa spazio ma sbaglia il tiro, Bianchi spinge a 100 all'ora, trova Favaretto, si cerca Pertile, la trova benissimo Gobbo con un bel alto basso. Pertile ha tra le sue armi anche queste giocate spagliacanestro e pesca in fallo Diana Schienbacher. Quindi rimessa laterale con Bianchi che trova Favaretto. Ora bisogna attaccare la zona, cioè Ponzano deve attaccare la zona di Bolzano. La palla arriva in angolo a Bianchi che ancora batte sul fondo, Cela, e pesca in fallo la difesa di Bolzano e va anche a segnare quando mancavano anche solo 3 secondi al termine dell'azione. È il quarto fallo di Tea Peric. Sfortunata in questa partita, praticamente non è mai riuscita ad entrare in partita. Ha anche trovato un bel canestro elegante, ma poi 4 errori e soprattutto 4 falli in 9 minuti praticamente. Un po' sfortunata Peric, che ha subito la velocità delle lunghe di Ponzano e in questo caso anche ha commesso fallo in aiuto su Matilde Bianchi, che si era liberata benissimo di Cela, che in quel momento aveva
proprio Bianchi nella sua zona di competenza. Rientrano in campo le squadre. Con il tabellone che dice 35-24 e ci sarà un altro tiro libero, o meglio ci sarà un tiro libero per Matilde Bianchi, che può aumentare il suo bottino e soprattutto aumentare il divario tra le squadre. Segna anche questo Bianchi, 3 su 3 per lei e 6 punti, di cui 4 in questo 5, scusate, in questo terzo quarto. C'è l'attacca contro Favaretto che mette grande pressione, accettato il cambio, grande difesa di Favaretto e Gobbo. Nasraoui sbaglia, Bianchi cattura il rimbalzo e può spingere, lancia Favaretto in contropiede che si prende un tiro da 3 punti sbagliato, si avventa però a rimbalzo e riesce a strappare il pallone e c'è la palla contesa e quindi la Freccia dice che il possesso va a Bolzano, però grande energia per Favaretto. A proposito di energia, sembra che la Posaclima abbia ritrovato quella che nel primo tempo aveva permesso anche di arrivare a 14 punti di vantaggio prima di una mini rimonta di Bolzano. Grande difesa ancora di Tivenius che costringe Cela a un tiro impossibile. Bianchi non riesce a servire Pertile, quindi si va da Tivenius che cambia lato, pick and roll con Favaretto che però attacca la linea di fondo, conclude con la mano sinistra, si lamenta per un fallo non fischiato dagli arbitri. Favaretto deve rientrare velocemente perché Bolzano spinge sull'acceleratore. Provata, la palla è stata lanciata verso Nasraoui che però è stata anticipata da Gobbo e la palla è finita sulla linea di fondo, rimessa dal fondo proprio per Ponzano che con Fabricini ora deve prendersi un tiro da 3 punti segnato da Fabricini, lei che ha questo tipo di range di tiro. E quindi tornano sotto la doppia cifra le Sister sul 36-27. Bella incursione di Pertile che trova Gobbo che però da 3 punti non è pericolosa, si ributta dentro, la palla arriva a Favaretto che va dentro con la mano sinistra e questa volta sì, poteva anche esserci il fallo, ma conta sicuramente di più il canestro che vale il 38-27. Attacca sul fondo Schwenbacher, non trova però lo spazio giusto, si va da Nasraoui, chiusa bene anticipata da Gobbo e chiusa da Pertile che è l'ultima a toccare il pallone, quindi è un'altra rimessa dal fondo per Bolzano che fatica anche a mettere in campo la palla. La stessa rimessa di prima con De Marchi che però questa volta si prende un tiro da lontano, mancavano solo 3 secondi al termine dell'azione, non arriva neanche al ferro, meglio solo rete, ma non nel senso sperato dalla playmaker bolzanina e quindi è la Posaclima ad attaccare. Si va da Pertile che ha i centimetri di vantaggio, Pertile sbaglia ma si riprende il rimbalzo in attacco, la palla arriva a Tivenius che attacca contro Nasraoui che le aveva anche concesso il tiro per tenersi un po' di margine per gli scivolamenti, ma niente da fare, i piedi di Tivenius e questa sera anche le mani sono di altissimo livello. Fatica ancora Bolzano con Fabricini che deve forzare 1 contro 1, la palla torna fuori a Nasraoui che si prende un tiro da 3 punti, esce e il rimbalzo è di Bianchi che spinge, trova Pertile che attacca sul blocco di Tivenius. Gobbo completamente persa, si prende un tiro
che è fuori e quindi De Marchi può attaccare. Velocissima la playmaker bolzanina, bella finta e conclusione di sinistro, questa volta sfortunata, fallo di frustrazione anche piuttosto violento contro Favaretto. Comprensibile la frustrazione di Sofia De Marchi, che sta faticando tanto in attacco e difesa, e dopo un bel movimento ha sbagliato con la mano sinistra un lay-up da vicino e ora si trova anche a difendere Bianchi, che serve bene Pertile, che però non ha lo spazio, torna fuori contro Nasraoui, chiede lo spazio, si va sotto da Varaldi che trova benissimo Bianchi, libera da 3 punti, il tiro è fuori, centrata la mira di Matilde Bianchi, lei che invece nelle ultime partite aveva sempre segnato da lontano anche tiri importanti in momenti chiave delle partite. Questa sera invece non sta trovando dalla lunga, ma è già comunque a quota 7 e sta difendendo come sempre alla grandissima, difende alla grande anche Tivenius, che para un passaggio ed è la prima a volare in contropiede, grande palla di Pertile e gran canestro di Tivenius. E pubblico che impazzisce, Tivenius è già quasi in doppia. Nasraoui le tira in faccia ma sbaglia, è fallo ai limiti, forse anche oltre dell'antisportivo. Schwembacher graziata dagli arbitri, è il suo terzo fallo, il quarto di squadra. La Posaclima ha decisamente ripreso in mano le redini della partita, come dicevamo prima era questione di energia, perché a livello di roster la Posaclima sembra più attrezzata e l'energia direi che le ragazze di coach Gambarotto l'hanno rimessa in questo secondo tempo. Sì, guarda, ti do 2 dati. Nel primo quarto Bolzano ci ha messo 4 minuti per trovare i primi punti, nella ripresa nel terzo quarto ci ha messo 3 minuti e mezzo. Questo significa che intanto l'approccio di Ponzano quando rientra in campo o entra in campo è molto buono, perché ha la giusta aggressività. Il problema è conservarla, o quantomeno conservarla in maggior parte questa aggressività, questa intensità, perché contro questa difesa Bolzano non ci sta capendo nulla. Ha una giocatrice oltre la sufficienza, Nasraoui, però è chiaro che da sola non può fare più di tanto, anzi se deve fare tutto da sola poi la fatica la deve scontare. Qui invece mi piacciono molto le rotazioni di coach Gambarotto, che non ha paura di far entrare anche la panchina, anche magari ragazze che finora hanno giocato poco. Questa è la partita ideale per farle giocare tutte, ovviamente, e il punteggio adesso mi pare, se non in cassaforte, insomma abbastanza sicuro. Sì, dal punto di vista tecnico e tattico la Posaclima ha decisamente ripreso in mano la gara e, come diceva Focarelli, anche dal punto di vista dell'energia, e il dato del primo canestro dopo oltre 3 minuti è sicuramente un dato confortante per coach Gambarotto. Ora però un po' farraginoso l'attacco della Posaclima, Tivenius non riesce a liberarsi e arriva una palla persa per 24 secondi. Strano, brutto attacco in uscita dal timeout che comunque era stato chiamato da coach Pezzi, perché Bolzano era davvero in difficoltà ed è crollata a meno 15 quando mancano 2 minuti e 50 alla fine di questo terzo quarto. La palla gira e però Del Bosco, sulla pressione fortissima di Favaretto, mette il piede sulla riga laterale e arriva un'altra palla persa per Bolzano. Può quindi riattaccare la Posaclima.
Varaldi, bel passaggio a skip per Favaretto che attacca e si va a prendere un altro fallo, e tra l'altro è già in bonus Bolzano e saranno 2 tiri liberi quindi per Francesca Favaretto. Ed è fallo anche, ed è il terzo fallo di Cela. Situazione falli complicata per coach Pezzi. E intanto Favaretto segna il primo tiro libero che vale il +16, segna anche il secondo per il 44-27 ed è nuovo massimo vantaggio per la Posaclima. Sempre meglio aspettare a dirlo, però come diceva il collega della tribuna Focarelli, la Posaclima sta decisamente dominando l'incontro. Altro recupero di Favaretto che lancia Mioni, che pasticcia un pochino, bella palla di Favaretto che manda a segnare anche Lulu Giuliano. Ora la Posaclima dilaga, +19 e la pressione resta altissima. Bolzano fa anche fatica a trovare un tiro e invece qui si libera bene Fabricini che riceve palla da Cela sul taglio e trova il fallo di Favaretto che con coraggio era andata a mettersi sulla strada di Fabricini. Segna il primo dei 2 tiri liberi la lunga classe 99 che sta giocando più minuti del solito perché Peric è gravata di 4 falli, in generale ne aveva commessi 3 nei primi 3 minuti. Discreta partita per Fabricini assieme a Nasraoui, comunque una delle meno peggio mi verrebbe da dire. Wow, gran canestro di Favaretto che segna in sottomano dopo un passo d'incrocio. Intendo meno peggio per Bolzano perché la pressione della difesa di Ponzano non ha concesso davvero nulla alle giocatrici in maglia arancione. Arriva un altro airball e quindi Ponzano può attaccare ancora con Favaretto che serve Mioni, anticipata da Fabricini. Varaldi recupera il pallone, prende un arresto e tiro ed è corto. Restano 19 le lunghezze di vantaggio quindi per Ponzano. De Marchi attacca su un doppio pick and roll, serve Nasraoui che è libera da 3 punti. Mani dolci per la numero 00, altri punti per lei. Dato grande pressione di De Marchi e palla persa per 8 secondi di Lulu Giuliano. Resta forte la pressione di De Marchi e Bolzano non esce dalla partita. Intanto va a sedersi prendendosi una strigliata da coach Gambarotto Sofia Varaldi, che aveva effettivamente perso Nasraoui dietro l'arco di 3 punti. 4 secondi intanto per chiudere l'azione. De Marchi deve prendere un tiro forzatissimo e altra difesa favolosa della Posaclima. Mancano 16 secondi al termine del terzo quarto. Se la prende comoda Giuliano, 9 secondi, può attaccare contro De Marchi. 7, gioca il pick and roll con Gobbo, torna sui suoi passi, la palla esce per Mioni che si prende un tiro da 3 punti. Questo tipo di conclusioni Milena Mioni, questa volta aiutata anche dal tabellone, e la tripla di Mioni fissa il punteggio del terzo quarto sul 51-32.
Rieccoci in diretta su Streaming Sport dal Palacicogna di Ponzano per questo ultimo quarto tra Posaclima Ponzano e Acciaierie Valbruna Bolzano. Primi 30 minuti decisamente in mano alla squadra di casa, che sta conducendo di 19 lunghezze, anche il massimo vantaggio. E Varaldi può prendersi un tiro frontale, questa volta è corto. Ponzano, grazie a una difesa stratosferica, ha davvero reso la vita difficilissima. Bolzano, che ha trovato praticamente canestri solo con Nasraoui e Fabricini, e davvero poco altro. Arriva un'altra palla persa con De Marchi, che ha sofferto tutta la sera la pressione di Giuliano e Bianchi, davvero clienti difficili per la playmaker in maglia numero 9, a sua volta grande difensore. Altro tiro di Varaldi, anche questa volta è fuori, e quindi Bolzano può attaccare. Si cerca Nasraoui, la palla arriva però a Fabricini. Ora arriva Nasraoui, anzi non ci arriva, perché Varaldi con una grande giocata riesce a recuperare il pallone. Valli per Pellegrini, la palla torna alla milanese, che spara un grande passaggio a una mano per Sofia Varaldi, che trova un appoggio comodo da sotto canestro, che vale il più 21. Grande giocata di Laura Valli, una settimana fa bomber con 17 punti, oggi non è servito il suo apporto in termini di punti, ma ha comunque giocato minuti di grande qualità, come in realtà tutto il roster di coach Gambarotto. Sono entrate tutte e 10 già le ragazze di Gambarotto. Grande palla di Giuliano, che manda a segnare Milena Mioni davanti a tutti. Le lunghe di Ponzano hanno davvero fatto il bello e il cattivo tempo, sono state sempre precise, veloci ed efficaci, guidate da Tivenius con 14 punti, ma sono arrivati punti da Mioni, da Gobbo. Davvero super partita per il reparto di coach Gambarotto. Fuori qui il tiro di Giuliano, che però mette grande pressione e rischia un altro recupero su De Marchi. Solo 13 secondi da giocare in questa azione. Si vuole pick and roll, ma Valli, grande recupero da Ievai con Giuliano. Valli si arresta per un tiro che fa saltare la panchina della Posaclima e fa sprofondare a meno 23 Bolzano, che ora davvero deve sperare in un miracolo per provare a riaprire la partita. Nasraoui attacca sull'anticipo bucato di Varaldi e va a subire il fallo di Mioni. Torna in campo Annalisa Scordino al posto di Sofia De Marchi. Serata complicata per De Marchi, che è comunque una giocatrice solida, ma che questa sera e in generale in questa stagione non è riuscita ad esprimersi al meglio. L'anno scorso invece una buonissima stagione a Firenze, almeno dal punto di vista personale. Quest'anno meno fortuna, come un po' in realtà tutte le sue compagne. Può attaccare la Posaclima con Pellegrini, che si prende un tiro da 3 punti. Sono mancati finora i suoi punti questa sera, ma non ce n'è decisamente stato bisogno. Si cerca ancora Nasraoui, che come un pallanuotista di tocco caccia la palla in angolo per Scordino, che si prende un tiro un po' forzato dietro i blocchi. Varaldi tocca a rimbalzo
lo agguanta Pellegrini, che può spingere, trova Valli libero da 3 punti, si prende il tiro, altra tripla di Laura Valli e più 24, massimo vantaggio aggiornato. Attenzione a quando si infiamma Valli, come detto 5 triple una settimana fa e adesso 5 punti consecutivi. Nasraoui gioca un pick and roll estemporaneo con Fabricini che viene stoppata da Varaldi. Che giocatrice in difesa Varaldi, grande palla ancora di Giuliano che pesca Mioni, che sbaglia ma si prende rimbalzi in attacco e segna in rovesciata con il fallo. Il tiro facile l'aveva sbagliato, quello difficile, come spesso accade a Mile, lo infila. E più 26 e possibilità di andare a più 27. Coach Pezzi si rifugia in time out, ma obiettivamente c'è poco da dire, poco da fare a questo punto. La Posaclima ha decisamente preso in mano le redini della partita e ora ci sarà spazio per divertirsi e per far divertire il pubblico. Minuti comunque che saranno importanti anche in ottica di costruzione di gioco, perché chiaramente le prossime partite saranno decisive. Ad esempio in questo time out coach Gambarotto sta parlando solo ed esclusivamente con Varaldi, neanche in panchina. Pensate quanto siano importanti i dettagli anche sul più 26, che può diventare più 27 se Mioni trasformerà il tiro libero aggiuntivo, lei che ha 1 su 1 questa sera. In generale la Posaclima ha tirato bene dalla lunetta, 11 su 14. I liberi, fondamentale, non sempre positivissimo per le ragazze di coach Gambarotto. Invece questa sera sono state molto precise anche a cronometro fermo, diventa 12 su 15 con il tiro libero di Mioni. Varaldi pressa a tutto campo anche i playmaker avversari, quintetto che può cambiare su tutti e infatti Mioni si trova su Cela. Grandissima difesa anche di Pellegrini, forse un'infrazione di passi, arriva però il tiro da 3 punti sbagliato, ancora Giuliano, terzo passaggio, touchdown per Mioni. E qui la difesa, le ragazze di Bolzano ci stanno anche capendo poco, perché è praticamente la terza azione in fotocopia di Mioni che scappa in contropiede contro le lunghe di Bolzano e Giuliano fa dei lanci davvero da quarterback per trovare dei canestri facili. Peric attacca ma Valli è imbattibile, scadono i 24 secondi con Bolzano che praticamente non se ne avvede e torna al momento di Rosar che entra al posto di Milena Mioni, eroica in poco più di 10 minuti, ha messo a segno 11 punti. Spazio quindi per la giovane Caterina Rosar, che era già entrata nel primo tempo facendo vedere anche cose positive. 5 minuti solidi per lei. Varaldi si prende il tiro da 3 punti, fuori anche questo. Polveri bagnate dalla lunga distanza per Varaldi, ma poco male, restano 29 i punti di vantaggio per la Posaclima. Rischio di palla persa per Bolzano, altra grande difesa per Ponzano con Pellegrini che recupera il pallone, sbaglia però il passaggio per Giuliano che stava correndo nella fascia centrale del campo, rendendosi non in visione per Pellegrini, che ha rischiato lo stesso il passaggio. Attacca bene questa volta Bolzano e arrivano 2 punti per Peric, che però come detto valgono
solo il meno 27. Varaldi, questa volta bersaglio sulla bella palla di Pellegrini, che non aveva iniziato benissimo la sua partita e ora sta trovando invece cose positive, anche se la partita ormai è andata. Altro recupero sfiorato dalla Posaclima. 3 minuti e 17 da giocare e 8 secondi invece restanti in questa azione. Rimessa dal fondo di De Marchi, in difficoltà a mettere la palla dentro, ce la fa, si libera bene De Marchi per un tiro da 3 punti, esce Giuliano, vola a rimbalzo e spinge la transizione, trova Pellegrini che trova in punta Valli che si prende un tiro da 3 punti, ma questa volta è corto. Si trascina ora un po' la partita, chiaramente non c'è molto da dire. Stoppata ancora di Varaldi, Peric tocca, Valli furbissima, lascia fare, ma non c'era lo spazio fisico per rimettere la palla in campo per Peric. Davvero scaltre le giocatrici di Ponzano, che se proprio avevano delle mancanze rispetto agli avversari nella prima parte di stagione era proprio l'esperienza, visto il roster giovanissimo. Invece nell'ultimo mese bisogna proprio dire che la scaltrezza e un po' di furbizia e malizia è arrivata anche appunto alle ragazze di coach Gambarotto, che ha avuto sempre fiducia in questo gruppo, lui e tutto lo staff. Intanto sono arrivati 2 punti per Giuliano e arriva un cambio, probabilmente l'ultimo, per Nasraoui, che non era mai uscita, credo segni la resa per coach Pezzi. D'altra parte il più 31 lascia poche speranze per Bolzano. Pellegrini intanto si butta dentro, subisce un paio di contatti, gli arbitri hanno poca voglia di fischiare e ci può stare in questo finale. A questo punto forza il tiro da 3 punti, Schwienbacher fuori anche questo, Valli si butta dentro, trova Rosar che subisce la stoppata di Fabricini. La palla resta comunque nelle mani della Posaclima, con 15 secondi da giocare in questa azione e 1 minuto e 46 al termine dell'incontro. Sarà quindi la terza vittoria consecutiva per la Posaclima, che muove ancora la classifica e sta vivendo davvero un periodo super positivo. Silvano, ormai c'è poco da dire, qualche minuto a dire il vero, tu l'avevi un po' detto, se Ponzano ritrova l'energia del primo tempo. Intanto attenzione, momento minors con una giocatrice di Bolzano che ha indossato la maglia del colore sbagliato e quindi non può entrare in campo. Torniamo da Silvano, dicevi prima se Ponzano ritrova l'energia del primo tempo avrà vita facile, e così è stato. Adesso addirittura sono 31 i punti di vantaggio, tornano a 29, ma poco cambia. Ma sì, ma si era già visto dal primo quarto, insomma. Io avevo detto che Bolzano faceva quello che Ponzano le permetteva, c'è stato solo un leggero momento di appannamento proprio nel primo quarto, o nel secondo, adesso non mi ricordo, però ecco, non c'è mai stato dubbio su chi potesse vincere questa partita. Il dubbio era sullo scarto, perché la differenza è ancora molto, molto vasta, molto, molto netta. Ma io credo che una delle cose più positive per Ponzano è questa voglia di aggredire anche quando sei avanti di 30 punti, questa mentalità buona, giusta, che coach Gambarotto sta insegnando alle sue ragazze e che è indispensabile se questa squadra
come hai detto, alla terza vittoria consecutiva, però ancora non basta per tirarsi fuori dalla zona dei play-out, ma insomma il calendario non è proprio così malvagio, almeno il prossimo, con una trasferta tutto sommato accessibile, anche se sarà difficile naturalmente, a Trieste. Ecco, questa mentalità a maggior ragione in trasferta potrebbe essere una carta vincente. Sì, una grande verità. Anche adesso la stoppata di Valli e la ricerca continua di segnare, ma soprattutto di difendere fino alla fine sarà sicuramente fondamentale in questo finale di stagione. Abbiamo detto che probabilmente le ragazze di Gambarotto dovranno giocare in play-out, ma se questa è l'intensità e la mentalità ci saranno belle soddisfazioni. Termina quindi 71-40 questa 22esima giornata al Palacicogna. Larghissima vittoria, impazzisce il Palaverde, grandi sorrisi per tutte le ragazze di Ponzano. Ringrazio Silvano e vado a vedere se riusciamo a intervistare i coach Gambarotto e naturalmente coach Alessandro Pezzi. Alla fine sono 31 i punti di divario, chiaramente anche ribaltata la differenza canestri, era arrivata una sconfitta all'andata e altissima invece la vittoria in questa partita di ritorno. Le ragazze vanno a festeggiare, a ringraziare il pubblico che ha sostenuto le ragazze in maglia nera dall'inizio alla fine, anche se la partita è durata meno di 40 minuti. Vediamo se gli allenatori arrivano. Coach Gambarotto mi ha già fatto un segnale, sta per arrivare. Vediamo se coach Alessandro Pezzi avrà voglia di dedicarci qualche parola. Intanto c'è coach Gambarotto. Ma sì, solita posizione. Sorrisone, ci sono motivi, è stata una partita condotta dall'inizio alla fine, forse la prima volta in questa stagione, un più 31 che non ammette repliche. Secondo me la cosa più bella, ne parlavo anche con Focarelli in cronaca, è stata l'intensità che c'è stata per tutti i 40 minuti, forse tranne qualche momento nel secondo quarto, ma tutte le ragazze hanno dato tutto in attacco e in difesa, un po' come una settimana fa. Sì, è un peccato per quei 5 minuti di secondo quarto dove avevamo dato forse per scontato il risultato, però siamo state bravi a riprendere in mano la situazione quando siamo rientrati dagli spogliatoi, adeguando qualche regola difensiva, e l'atteggiamento è quello giusto, ma l'atteggiamento è quello giusto da un mese, anche di più. Sono contento che per una volta andiamo fuori dal palazzetto sereni, senza dover tirare l'ultimo respiro come è successo nelle ultime partite. Mi ricordo qualche settimana fa, dopo una vittoria, ti avevo detto ricomincia un nuovo campionato, e tu mi hai detto no, anche le sconfitte ci hanno portato fino a qui. Nell'ultimo mese però abbiamo visto sicuramente una squadra più, anche scaltra mi viene da dire, un po' più esperta, cioè le ragazze sembrano più smaliziate e sono arrivate, stanno sempre trovando soluzioni giuste in attacco e in difesa. Abbiamo fatto un percorso che è stato estremamente problematico nella prima fase della stagione, dopo un precampionato importante. C'era bisogno di, come posso dire, ricostituire al completo il gruppo, perché questa è una squadra che non è fatta di 3 giocatrici fortissime e 7 comprimarie, ma è una squadra dove tutte quante sono protagoniste a rotazione ogni partita. Questo ci dà la possibilità di giocare con l'intensità con cui abbiamo giocato stasera, perché avremmo fatto 20-30 punti contropiede 1 contro 0, il che significa fare difese forti, fare palle recuperate e poter correre in contropiede. Chiaramente l'età anagrafica ci aiuta e questa è la strada giusta. Ok, grazie coach per il proseguo della stagione, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Vediamo se coach Pezzi, sì, sta arrivando anche lui.
tanto passa anche Olivia davanti alle telecamere. Ecco coach, è stata una partita complicata, la Ponzano ha condotto dall'inizio alla fine, c'è stata una reazione nel secondo quarto, più energia per Ponzano. Sì, direi assolutamente più energia per Ponzano. Noi attraversiamo un momento abbastanza negativo perché la nostra straniera si è rotta il tendine d'Achille, abbiamo 2 giocatrici del quintetto fuori, quindi non siamo al momento competitivi a livello proprio di cambi, di energia, di gioco. Siamo andati a riposo con la partita ancora aperta e poi Ponzano è entrata molto determinata e su nostri errori e su merito anche di Ponzano ha preso quell'allungo che poi è il risultato decisivo. Noi poi sul finale ci siamo disuniti completamente e quindi mi sembra che il punteggio rispecchi un pochino l'andamento della gara, insomma, ecco, bisogna essere così sinceri e dire che Ponzano attualmente è una squadra tonica, noi non lo siamo e questa è un po' la differenza sul campo. Devo dire che Ponzano in certe occasioni probabilmente, tra virgolette, non ha affondato determinati colpi, perché quando noi abbiamo preso quei 12-14 punti, hanno fatto alcuni errori che se faranno nei play-out vengono castigati e retrocedono. Quindi bisogna stare molto attenti a tenere sempre alta l'intensità di tutte le giocatrici. Noi adesso cercheremo nelle prossime 4 partite di raggranellare dei punti per vedere se riusciamo a agganciare la zona play-out, però come è messa la squadra diciamo che ci vuole veramente molta forza di volontà e molta partecipazione che stasera tutto sommato non ho visto. Vi faccio un'altra domanda su questo campionato che è stranissimo, con Vicenza che era partita malissimo e adesso sta vincendo, Ponzano ha fatto una serie di sconfitte e adesso sta vincendo, Treviso che prima vinceva adesso perde, è ancora tutto aperto in ottica salvezza, play-out, play-off. Ma io penso che il campionato intanto è molto equilibrato perché non ci sono squadre materasso e ci sono squadre invece che stanno arrivando a fine stagione forti nell'organico e in buona condizione, come Ponzano. Ce ne sono altre come la nostra che hanno avuto una serie di gravi problematiche sul finire della stagione, cosa che aveva colpito Ponzano precedentemente e quindi questo si paga, come l'ha pagato Ponzano che era appaiato con noi a 8 punti, appena ha rimesso la squadra in sesto diciamo che è sempre migliorata. Noi invece abbiamo fatto il percorso contrario, siamo partiti bene e poi abbiamo avuto questa serie di gravi infortuni che adesso stiamo scontando pesantemente, quindi deriva anche un po' da questo. Però indubbiamente Vicenza ha fatto un bellissimo rush finale di campionato, forte anche di 2 innesti che erano quelli che gli servivano probabilmente e anche da un credere un pochino in se stessi. Quindi devo dire che trovo il finale di campionato molto equilibrato, perché Futurosa è una buona squadra, Ponzano mi pare sia una buona squadra, il Basket Club Bolzano, i nostri cugini sono una buona squadra, altrettanto si può dire per Vicenza, bravo Vicenza, e quindi voglio dire, lì c'è da tremare i polsi a fare i play-out. Okay. In bocca al lupo allora e buon ritorno, grazie. Per Streaming Sport è tutto, ci rivediamo alla prossima.